Ben ritrovati. Il paesaggio italiano, con i tanti piccoli luoghi cesellati nel territorio, induce al senso antico del viaggio lento, per ridare tempo al tempo e vivere esperienze interiori. Una tendenza in crescita, vissuta da ben il 24% degli italiani, con il turismo nei piccoli borghi, l'escursionismo naturalistico e l'enogastronomia. Ben il 43% dei viaggiatori è interessato, in futuro, a questa offerta, secondo le fonti del Ministero del Turismo italiano. Fra i nati dopo il 1981, che esprimono la metà dei turisti potenziali italiani, ben il 94% è sensibile ai viaggi sostenibili e ben il 40% sceglie destinazioni poco note e quindi non affollate per riscoprire autenticità e senso di appartenenza. Oltre alla ben nota Via Francigena, esiste una rete di cammini legati al turismo lento di oltre 6.600 km in Italia. Il cicloturismo è un altro settore in forte espansione, pensando anche di dotarlo di colonnine di ricarica per bici elettriche. Al momento genera in Italia un volume d'affari di 5 miliardi di euro, ancora non molti rispetto ai 20 della Germania e ai 40 miliardi dell'Unione Europea. Arrivederci.